Prova. Prova.
Signore e signori, buonasera, buon hockey a tutti, benvenuti. Siamo al Palazzetto dello Sport di Legnaro, dove tra pochi istanti andrà ad iniziare la seconda partita di questa semifinale di Coppa Italia. Nella prima disputata poco fa, Vicenza si è nettamente imposta sulla squadra di casa. Adesso invece vanno ad affrontarsi l'Hockey Club Milano e il CUS Verona. Partita naturalmente che prevede la formula del dentro fuori, quindi chi vince passa alla finale prevista domani. Vado subitissimo a leggere le formazioni in campo. Milano presenta in porta Mai e Grando, poi con il numero 7 Novara, il numero 8 il capitano Ferrari, il numero 9 Nuttinen, col numero 10 Masiero, il numero 11 Hayek, numero 14 Bernard, il numero 19 Prebil, il numero 25 Bellini, col numero 26 Quartuccio, il numero 29 Campulla, il numero 46 Brianzoni, col numero 59 Lettera, il numero 88 Banchero, il numero 91 La Notte. Allena il signor Zerbi. Verona invece presenta in porta Peruzzi e Cipriano, è proprio Cipriano ad accomodarsi tra i pali, quindi inizierà lui. Poi con il numero 2 Olivieri, numero 5 Crisci, numero 6 Magnabosco, numero 21 capitano Perini, numero 24 Ederle, il numero 28 Arbasino, numero 35 Crampera, con numero 59 Zabbari, numero 69 Carretta, numero 90 Zampieri, numero 96 Tombolato. Allena il signor Olivieri, arbitrano i signori Grandini, Artioli, e proprio il signor Grandini a lasciare il disco. Tutto pronto grazie alla regia di Gabriele, partita che inizia l'ingaggio nelle stecche di Verona, subito alla conclusione, lontano però dalla porta difesa da Mattia Mai. Allora Campulla, agganciare il disco, lo serve Hayek, attenzione al rimbalzo e balaustra. Hayek deve poi tornare in back check sul capitano Perini, lancio in avanti, lo aggancia Lettera, si accentra Lettera, attenzione, primissima occasione davanti a Cipriano di Lettera, occasionissima. Lettera che poi però è andato sul gambale del portiere ormai a terra. Partita anche una stecca parecchio in ritardo di Lettera qui, difensori che non gliel'hanno mandato a dire naturalmente. All'ingaggio Ederle lungo la balaustra, mai giocare con balaustre non amiche. Ederle, attenzione al tiro, viene controllato dalla stecca di Banchero, poi il disco si spegne sulle reti di protezione. Allora il signor Artioli che porta disco in zona di ingaggio, siamo nella metà del Milano. Ingaggio vinto dal CUS Verona. Zabbari a cercare spazi, entrambe le squadre abituate a campo molto largo, però spesso già protagoniste di partita. Naturalmente qui a Legnaro, qui una buona combinazione del Verona, però manca l'aggancio proprio Zabbari che deve tornare di fretta fino alla propria difesa. Allora Crisci, la pressione su di lui di Banchero, gli toglie il disco, poi recupera ancora Verona. Bello il suggerimento sotto di Arbasino, troppo avanzato però per il compagno. E dicevo che qui a Legnaro non sono ampissimi gli spazi, quindi dischi che devono arrivare alla perfezione. Ingaggio non regolare a giudizio del signor Grandini, si dovrà ripetere.
Attenzione alla mischia davanti alla porta di Mai. Difesa del Milano respinge, va a gestire ora Disco Ederle in zona di comfort dietro la porta. Ederle, il suggerimento lungo per un buon controllo. Attenzione poi a un disco vacante nello slot. Allontana ora Bellini, gancio di Ferrari che non arriva. Allora Ederle si lotta in balaustra, poi Ederle prova a entrare, non filtra dalla difesa Bellini. Bellini l'accenno all'avanzata, poi cede a Brianzone. Lettera, ora Milano al cambio linee. Ora va da gestire Hayek, l'argentino, in balaustra, l'accenno, poi lo scarico per Campulla che però scivola. Attenzione all'occasione davanti alla porta di Mai. Errore difensivo qui di Campulla che è scivolato, centrocampo, perso il disco, poi il suggerimento sotto, non ho visto se deviazione o no, sembrerebbe che il disco sia andato a spegnersi in porta. Gol di Tombolato, quindi quando mancano 17 minuti e 13 secondi alla fine del primo tempo, Verona in vantaggio per 1-0. Tombolato che si è avvantaggiato del velo di Arbasino, poi disco che è sfilato alla sinistra di Mai. E quindi qui attenzione, buon aggancio di Bellini, porta in zona d'attacco, poi lo scarico dietro per Campulla. Lettera, Hayek ancora su Lettera, prova a entrare nello slot e il tiro, una fiondata pazzesca di Alessio Lettera che si spegne sotto l'angolo del secondo palo. E quindi pareggio immediato per i rossoblù. Tremenda fiondata di Lettera, anch'io ho fatto fatica a vedere il disco partire. Tutto da rifare quindi, con Armasino che va in buona pressione, difende la linea milanese, Banchero lascia Prebil, poi l'apertura per Bernard, giocatore di valore assoluto, è stato anche campione del mondo il ceco Prebil. Lo scarico proprio su Bernard da zona centrale, deviazione sotto porta di Arbasino, poi è Banchero in pressione ad agganciare al tiro di back di Bernard, non sorprende Cipriano, poi ancora Bernard a dare grossi attaccapi. Qui una bellissima combinazione tra Bernard, Prebil e Banchero, tutto di prima, bellissima l'azione offensiva del Milano che porta alla seconda rete in pochi secondi. Milano ribatta il risultato e quindi a 15:58 da giocare ancora in questo primo tempo. Milano al raddoppio, 2-1 ora. Splendido il suggerimento di Prebil che di prima ha visto Banchero liberissimo, nulla potuto Cipriano. Campulla, attenzione ancora di prepotenza, il padovano va a trovare l'angolo lontano della porta di Cipriano. Terza rete in meno di un minuto per i rossoblù. E qui Ederle vedi che va infatti a fare un cenno, forse ci sarebbe da chiamare un time out per la panchina del Verona. Non è della stessa opinione però Olivieri. Campulla ancora va al tiro fotocopia di quello precedente, stavolta Cipriano copre bene col gambale, poi Campulla lo scarico
verso la propria difesa, va a recupero Brianzoni. Campulla di prima per Hayek, bellissimo il gioco tra i due con la conclusione di... E qui attenzione perché Ederle va subito a mettere le cose in chiaro con Nuttinen che già per esperienze passate insomma non disdegna andare a pizzicare il portiere avversario. Ederle gli fa capire che non è serata. Arbasino, buona la difesa di Arbasino che prova a volare via in balaustra, poi subisce però il rientro di Hayek. Bellini, accelerazione del toscano, cambio di fronte, va da lettera al tiro difeso dai gambali di Cipriano, poi Campulla prova il wraparound senza fortuna. Lettera, Bellini, Lettera, Hayek al tiro lontano dalla porta. Lettera, non c'è pressione dei giocatori del Verona, allora Milano che può costruire in maniera piuttosto agevole. Prebil, Verona che probabilmente vorrà puntare sulla difesa e i contropiedi veloci. Bernard Masiero, giocatore di casa, ridà il disco a Bernard che va a cercare proprio Masiero, buono il controllo, poi il passaggio a Banchero che ferma il disco per quella frazione di secondo di troppo. Avrebbe potuto provare il one time, Banchero ha preferito il controllo. Qui un cambio di linea per Bernard che non controlla, va Prebila, recupero, apertura proprio per Bernard, accenna all'entrata nello slot, poi il splendido suggerimento al centro per Banchero che non ha trovato porta. Qui Prebila, la fiondata, ci mette il guanto il portiere del Verona. Poi l'avanzata di Zabbari, il recupero del disco di Magnabosco, il passaggio al centro, c'è di guardia però Banchero, e allora Masiero ora dietro la linea di porta. Poi il suggerimento in avanti per Jakub Bernard. Torna da Brianzoni, ora Masiero, ancora per Bernard in zona tiro, va a spegnersi sui pattini di Zabbari. 12:41 qui a Legnaro, ancora una volta grandissimo sforzo della società legnarese per l'organizzazione di questo importantissimo evento, finali di Coppa Italia che stanno disputando non solo la Serie A maschile ma anche qui. Intanto attenzione, un tiro da distanza ravvicinata di Ferrari. Masiero, zona tiro, Masiero prova sul primo palo, non trova la porta. Recupero della difesa del Verona, Ederle agganciato, graziato in questa occasione Ferrari. Masiero buono l'anticipo, poi torna da Nuttinen accenna il tiro, poi lo scarico per Brianzoni, tiro di Brianzoni sporcato dalla difesa veronese. Ederle, buona qui l'apertura per Perini, buona combinazione, il tiro di Carretta che va a spegnersi sul portiere milanese.
Zabari in balaustra, il passaggio a cercare Crisci, tiene controllo del disco, poi prova a sfilare in balaustra, chiuso, allora Hayek, il tiro di Hayek chirurgico sotto il guanto di Cipriano, se l'è trovato a 4 metri di distanza, nulla da fare per il portiere veronese che subisce la quarta rete quando mancano 11:28 alla fine del primo tempo. Arriva ora il time out chiamato dai gialloblu. E allora dicevo, grandissimo sforzo ancora una volta della società legnarese, presidente Carron, ma soprattutto di tutti i volontari che sempre garantiscono delle bellissime finali. Già l'anno scorso Legnaro ha presentato delle stupende Final Six per le categorie giovanili. Quest'anno la Coppa Italia, che vede impegnate le formazioni di Serie A, le migliori 4 formazioni di Serie A, dopo una lunga selezione partita naturalmente dalle squadre delle categorie inferiori che mano a mano sono state eliminate. E in contemporanea si stanno svolgendo le finali della categoria Elite Under 18, domani la finalissima anche tra Milano e Vicenza per il campionato femminile. Si riprende intanto qui a giocare, 11 minuti e 26 al cronometro, mancano al fine del primo tempo, con Milano che conduce 4-1. Perini, zona tiro controllato da Campulla. Artioli allora a lasciare l'ingaggio nella metà del Milano. Campulla, Bellini, ancora Campulla, si accentra molto bene Campulla, serie di dribbling, poi torna da Bellini, apertura per Lettera, ma recupera ancora Bellini. Campulla, no scusate, Hayek, non Campulla. Qui attenzione al contropiede intanto del Verona, prova lo sfondamento, intanto il tiro sui gambali di Cipriano, poi ancora Perini, il tiro controllato dal pattino di Lettera, poi Hayek, torna indietro da Campulla. Bernard, Milano sta conducendo la gara con 2 linee pure. Masiero, Prebil, lascia dietro a Masiero, ancora l'1-2 con lo sloveno, poi la bellissima combinazione, il passaggio sotto a Bernard che ha trovato liberissimo Banchero per la quinta rete del Milano. Rossoblu che allora prendono il largo già dalla prima parte di questo primo tempo. Masiero, Bernard, combinazione con Prebil, disco che però un po' macchinoso da controllare. Masiero, Bernard, scivola dietro la porta di Cipriano, poi il passaggio all'indietro lo recupera Masiero. Prebil, ancora Masiero, accenna al tiro, poi il bellissimo il suggerimento per Banchero. Bernard,
Prebil, Masiero, Verona veramente chiusa in box, che però permette ancora questi tagli. Qui il tiro di Bernard in anticipo sulla difesa veronese, che non riesce ad arginare la foga milanese. Ederle, avanzata di Carretta, poi perde disco in balaustra, apertura di Prebil per Ferrari. Prebil tiene saggiamente il controllo del disco, lascia Nuttinen. Brianzoni, l'apertura per Prebil, torna da Brianzoni, Nuttinen, Prebil prova l'ingresso nello slot, poi va al recupero del disco, passaggio per Ferrari, tiro one time lontano dalla porta di Cipriano, poi è Nuttinen, buono il passaggio su Ferrari che controlla bene. Milano al cambioline, Bellini, Ajek, Bellini al centro verso Lettera, lo scarico per Campulla, poi al centro Campulla, il bellissimo tiro di Lettera. Vedete che Milano continua a entrare abbastanza agevolmente nello slot del Verona, che pur chiuso a box non lascia passare colpevolmente questi tagli. Qui Magnabosco prova a sfilare via, buono l'anticipo di Ajek, poi il disco recuperato da Lettera. Bellini, Ajek, Campulla, Ajek, cambio di fronte verso Bellini. Bellini, Campulla, il tiro di Campulla chiuso dallo scudo di Cipriano, poi attenzione a Crisci che prova a entrare nello slot, viene ribalzato dalla difesa milanese, allora Lettera. Buono il suggerimento sotto per Campulla che prova a girarsi, disco ancora vivo, è arrivato invece il fischio del signor Artioli. Stiamo per entrare negli ultimi 6 minuti di gioco qui a Legnaro. Milano conduce 5-1 su Cus Verona in questa seconda semifinale di giornata per la Coppa Italia. La prima finale Vicenza, come da pronostico, ha portato a casa il risultato sul Legnaro. Qui difesa del Verona che fa fatica ad uscire. Perini. Vedete come Milano continua a soffocare i giocatori del Verona, i portatori del disco. Qua una spinta, attenzione, ancora graziato Masiero. Prebil. Banchero sotto per Masiero, buono il suo ingresso, poi
chiuso dalla difesa di Carretta. Prebil, Banchero, Bernard, Banchero, Prebil, Masiero, c'è luce, arriva il tiro, la risposta di Cipriano, poi va a lottare Ederle. Qui una buona uscita del Verona con Perini che prova a superare senza successo Prebil. Allora Bernard, il gioco di magia di Bernard, poi la splendida rete a sorprendere Cipriano. Quattro minuti e 43 alla fine del primo tempo. Milano 6, Verona 1. Ferrari, Bellini, Brianzoni, avanzata di Brianzoni, poi lungo la balaustra va da Ferrari, Bellini, bello il suggerimento all'indietro verso Ferrari, una buona chiusura di Magnabosco, Brianzoni, Bellini, Nuttinen prova ad accentrarsi, serie di rimpalli sui pattini avversari. Qui Crisci, l'arrivo va proprio da Brianzoni, ora Bellini. Bellini ora lungo la balaustra, Verletera 2 contro 1, d'altra parte c'è Hayek, la combinazione con Bellini, la splendida parata di Cipriano. Dopo l'ingaggio Prebil prende spazio, va da Masiero, Banchero lascia Bernard, Prebil, Masiero, Banchero ancora da Masiero, Banchero, Masiero che dà un occhio al cronometro, non vuole regalare assolutamente niente il padovano, ora tenere il disco fino agli ultimi secondi, poi qui l'avanzata velocissima di Prebil, troppo veloce anche per i compagni, non è seguito da nessuno dei suoi. Ora Banchero, Masiero, ancora Banchero, apertura per Bernard, prova il passaggio sotto, non filtra però nella difesa del Verona. Banchero, 10 secondi adesso, ultima azione quindi nelle stecche del Milano con Banchero che chiama la carica, Prebil sotto, tiro no look che però viene bloccato dalla gambale di Cipriano. Arriva la sirena a decretare la fine di questo primo tempo. Adesso abbiamo, se non erro, 7 minuti di pausa, tempo tempo dedicato ai concentramenti, e quindi riprenderemo la diretta fra 7 minuti esatti.
Allora, ci hanno avvisato che il microfono era chiuso, scusate, qualche piccolo problema tecnico. Attenzione al braccio alzato qui del signor Artioli, ci sarà una penalità ritardata per Milano, che sta conducendo questa semifinale di Coppa Italia 7-1 sul CUS Verona. Ora Milano che avrà la possibilità di giocarsi il power play nel momento in cui Verona rientrerà in possesso del disco. Campulla, Bellini, Banchero, attenzione alla sua avanzata, Bernard, Campulla, Bellini al centro per Ferrari, 1-2 con Campulla, poi Bernard, ancora Campulla, Bellini torna da Campulla, dall'altra parte Banchero, Ferrari, il tiro di Bernard, arriva al controllo della difesa del Verona, che ora andrà a scontare i prossimi 2 minuti con il giocatore in meno. Ad accomodarsi in panca puniti si accomoda Ederle. Steccata a giudizio del signor Artioli. Con portiere del Verona che chiede l'asciugatura del campo. Vado avanti poi. Tutto pronto per riprendere qui al palazzetto dello sport di Legnaro. Lettera all'ingaggio, il passaggio a Bernard. Milano che giocherà i prossimi 2 minuti, salvo rete, col giocatore in più. Banchero sotto per Lettera, il tiro di Campulla che non trova sufficiente forza. Allora Zabari perde il disco, poi Banchero, Bernard, Campulla, Banchero prova a far tornare il disco al Padovano. Ha chiuso bene qui la difesa del Verona. Banchero, Bernard, Banchero ancora da Bernard, cambio di fronte per Campulla che però non controlla. Allora Bernard, Campulla, Bernard, c'è nessuno nello slot, allora lo scarico per Banchero. Ferrari, il Banchero, Milano che stringe, poi Bernard prova ad andare da Lettera. Lettera sotto per Bernard. Tiro di Banchero, una mira potentissima sul passaggio di Bernard, il gol del numero 88 milanese. Ottava rete per l'Hockey Club Milano.
Ferrari. Passaggio all'indietro per Brianzoni. Poi Masiero. Masiero, Brianzoni, ancora l'apertura per Masiero. Nuttinen lascia Ferrari. Attenzione all'accelerazione di Ferrari. Si accentra, poi il tiro nello slot, lo respinge Ederle. Poi recupero di Nuttinen che va da Ferrari, il tiro, la parata e poi il tap-in di Nuttinen. Qua sfortunatissimo Cipriano, il tiro che lo ha travolto sulla maschera. Vedete che poi Cipriano infatti va a protestare, insomma, perché il tiro lo aveva preso in piena maschera. In queste occasioni solitamente il gioco viene fermato. Ora la regola vuole che sia lo stesso portiere a richiedere di fermare il gioco. Cipriano non ha neanche potuto accennare a fermarlo. Disco che è arrivato sulle stecche di Nuttinen, che ha potuto appoggiare rete. Non a rete per Milano. Bellini, Lettera, Campulla, poi Bellini. Passaggio in avanti, Hayek controlla benissimo, poi aveva lasciato per Lettera, è andato a vuoto il tap-in del toscano. Allora Bellini. Attenzione a Lettera. Poi Hayek. Campulla. Bellini. Sotto al centro, non c'è nessuno dei suoi, va a recupero Campulla. Poi cambio di fronte per Lettera, sotto il passaggio suggerimento per Campulla, aveva trovato forse Hayek, qui attenzione Hayek che va a raccogliere un disco pericolosissimo, tiro che si spegne sulla traversa. Leggerezza difensiva del Verona che non è stata sfruttata nell'occasione dal campione argentino. Ederle, impressione la Notte, poi Novara, ancora la Notte, buono il recupero, poi il disco trovato da Perini, tiro molto potente ma alto sulla porta di Grando. Ancora Perini, tra tre del Milano, non filtra l'apertura di Prebil che avanza controllando il disco, poi torna da Bernard. Prebil, Bernard, Prebil, Novara, Bernard prova l'avanzata in balaustra, Bernard poi si accentra, lo scarico per la Notte, 1-2 con Ferrari, splendida rete con Bernard che ha trovato al centro la Notte,
Ottimo l'assist all'indirizzo di Novara. E Milano che va in doppia cifra a 8 minuti esatti dalla fine della partita. 10-1 ora il risultato. E allora avvicendamento tra portieri del Verona. Va Peruzzi, portiere di grandissima esperienza. Zabari. Dietro la porta, gestione del disco di Zabari. Apertura per Arbasino, tiene controllo del disco il giocatore di Novi Ligure. Poi Crisci. Disco in avanti, recupero di Zabari e prova ad andare sul primo palo, difende bene Grando. Masiero. Accenna l'uscita Masiero, poi ritorna sui propri passi, poi nuovamente l'uscita. Buona gestione del disco di Masiero, qui il tiro ad impegnare Peruzzi nella sua prima parata. Nuttinen. Brianzoni. Ferrari. Cambio di fronte per Brianzoni, poi Masiero. Masiero, il tour della zona d'attacco. Poi Masiero, serie di finte. Lascia Brianzoni all'indietro per Nuttinen. 6 ancora i minuti da giocare con Milano che gestisce disco. Lettera cede ad Hayek. Bellini in avanti per Lettera, poi Hayek. Bellini, manca il controllo, allora l'anticipo di Tombolato, poi in pressione Milano. Hayek lascia un splendido passaggio per Lettera, entra nello slot, poi viene respinto. Campulla, ancora Hayek. Avanzata di Hayek, Lettera. Lettera, attenzione perché qui si alzano un po' i toni della difesa del Verona. Il tiro di Bellini va sui gambali di Peruzzi, Ederle. Poi Hayek, Milano che sta continuando a spingere tantissimo. Carretta. Poi Perini, attenzione dall'altra parte, bravissimo qui Campulla sul taglio a metterci la stecca provvidenzialmente. Poi una buona apertura, attenzione alla conclusione di Tombolato da resistenza molto ravvicinata. Chiude benissimo Grando. Qualcosa da sistemare in porta per Peruzzi che chiede anche l'asciugatura. È in corso la semifinale di Coppa Italia tra Milano e Verona, seconda semifinale per quanto riguarda la Serie A in questa giornata. Nella prima semifinale Vicenza
nettamente vittoriosa sulla squadra di casa, se non ricordo male per 11-1 sul Legnaro, risultato simile quindi a quello di questa partita. Naturalmente si sapeva che Vicenza e Milano sarebbero state le due squadre che ambivano alla finalissima, certo partite che magari ci si aspettava un po' più equilibrate nel punteggio, ma campo piccolo che naturalmente ha risaltato, ha messo in risalto le competenze tecniche dei giocatori. Intanto Bernard a entrare nello slot, viene fermato da Crampera, poi la sua avanzata, il recupero di Prebil, dall'altra parte per Bernard, Prebil, tiro, la palo colpito dallo sloveno, poi il disco perso, il tiro di Novara da distanza ravvicinatissima, non trova l'angolazione Crampera, Zampieri, poi il Carretta prova a sfilare in balaustra, anticipo però di Bernard, la notte va proprio dal giocatore della Repubblica Ceca. Bernard sotto per Prebil, 1-2, poi bellissima invenzione di Jakub Bernard che trova un liberissimo Nicola Novara. Alla seconda rete personale in questa partita Nicola Novara. Tre minuti e 17, arriva anche l'11ª rete del Milano. Brianzoni. Attenzione qui all'avanzata di Inutile, tiro che però si spegne sui pattini di Zabberi. Nuttinen si va a inchiodare in balaustra, recupero di Ferrari, poi disco gestito da Magnabosco, la pressione di Masiero, Nuttinen, Masiero, Nuttinen, buono il recupero di Brianzoni, Ferrari, Masiero, attenzione al disco recuperato da Crisci, poi tra due va al recupero Masiero, sotto al centro per Brianzoni che va a cercare l'ingresso di Nuttinen, ben curato però, allora recupero di Zabari, ma buono il back check di Masiero, giocatore di casa cresciuto nelle fila del Legnaro. Bellini, Lettera, Campulla, Hayek va a cercare l'ingresso di Lettera, non supera il filtro della retroguardia veronese. Lettera, combinazione con Hayek, splendida serie di finte, lascia Lettera solo tu per tu con Peruzzi che poi gli dice di no in un autentico prodigio, il portiere del Verona.
Siamo entrati ormai nell'ultimo minuto di gioco. Ancora Milano a gestire il disco con Jakub Bernard. Il passaggio, suggerimento verso Preville, poi il recupero di Novara. Si lotta in balaustra. Attenzione qui al disco perso in contropiede Verona. Il suggerimento, cross però di Carretta, difficilmente controllabile. E arriva la sirena finale. E quindi Milano a passare il turno e si scontrerà domani nella finalissima contro Vicenza per aggiudicarsi la Coppa Italia di questa stagione. Adesso sto cercando gli orari precisi per le finali previste domani. Allora, finali per il terzo e quarto posto per quanto riguarda questa Serie A, prevista alle ore 11, mentre finalissima di Coppa Italia che vedrà protagoniste Vicenza e Milano, prevista alle ore 16. Ma domani ancora lunga giornata qui a Legnaro, tutta la società impegnata in questa splendida edizione delle finali di Coppa Italia con protagoniste non solo le 4 migliori formazioni della Serie A, impegnate anche le 4 migliori della categoria Elite Under 18 e le 2 finaliste Vicenza e Milano, quindi doppio incontro sia al maschile sia in versione femminile domani qui a Legnaro. Tendiamo intanto Capitan Perini a ritirare il premio come miglior giocatore per le fila del Verona. Jakub Bernard, il fortissimo campione della Repubblica Ceca. Allora signori, non mi resta che salutarvi, ringraziare tantissimo Gabriele per le sue ottime riprese e tutta la società del Legnaro, il suo presidente Carron, per queste stupende finali di Coppa Italia. L'appuntamento è a domani sempre sul canale YouTube di Legnaro. Signori, è stato un piacere raccontarvi questa partita. Come al solito vi auguro una buona serata, buon hockey a tutti.